A me non risulta che i paesi che hanno l'autonomia si siano spaccati, pensate alla Germania, gli Stati Uniti, la Svizzera, o peggio ancora abbiano avuto una recessione economica. Se gli industriali chiedono di escludere dal percorso dell'autonomia differenziata alcune materie, nella fattispecie quelle che riguardano l'energia, il presidente Zaia va avanti per la sua strada tracciata ormai da anni, all'indomani del referendum sull'autonomia, aprendo alle modalità, alla forma più che alla sostanza. Siamo assolutamente d'accordo rispetto al tema della gradualità nell'ottenimento delle materie, però è pur vero che tutto questo è scritto in Costituzione, non è una nostra invenzione. Disponibile al confronto, si è detto da subito il ministro Calderoli, il paese non si spacca, ribadisce l'iter è noto, ogni regione potrà scegliere per le funzioni per le quali chiedere maggiore autonomia. Ci sarà un governo che deve rispondere sì o no, un Parlamento che esprime un parere e poi alla fine un voto a maggioranza assoluta del Parlamento. Si chiama differenziata proprio perché va gestita e portata avanti cum grano salis. Unità per il sistema scolastico che deve essere nazionale, unità nelle prestazioni sanitarie, ribadisce invece il presidente della Campania Vincenzo De Luca, per il quale i livelli assistenziali delle prestazioni devono essere definiti da un organo tecnico terzo. Per quello che riguarda la Campania, noi siamo per dare una lettura dell'autonomia differenziata in termini di burocrazia zero. Agli imprenditori non interessa sapere chi ha la competenza su questa o quella materia, interessa avere tempi rapidi di decisione e certezze. Replica Zaia, se il Sud oggi è la rappresentazione dell'Italia a due velocità, non è per colpa dell'autonomia ma del centralismo.